Al via giovedì 18 novembre la passeggiata della salute indetta dall'ASPI di Agrigento alla Valle dei Templi, un'iniziativa a sostegno dei corretti stili di vita. L'iniziativa organizzata dall'Unità Operativa Educazione alla Salute Aziendale dell'ASPI di Agrigento in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi è inserito nell'ambito delle iniziative del piano aziendale per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. L'evento sportivo educativo coinvolgerà anche quest'anno giovani e meno giovani in un corteo festoso che si snoderà lungo il percorso della Via Sacra. La marcia scatterà alle 10 di giovedì prossimo 18 novembre dinanzi al Tempio di Giunone e in linea con le indicazioni fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, mira a sensibilizzare la collettività sull'importanza di una sana attività fisica nel prevenire e contrastare le patologie croniche. Lungo il percorso un presidio sanitario distribuirà materiale informativo sulla prevenzione del diabete, sul benessere della persona e chi lo vorrà potrà anche sottoporsi allo screening per la glicemia. I partecipanti per entrare nell'area del Parco della Valle dovranno essere muniti ovviamente di certificazione Green Pass.